Abbiamo solo il meglio. Benvenuto. Ho delle novità per te. Mi raccomando, trattalo con cura, amico. Tieni più ai soldi o alla tua... Hai una bella scorta finché puoi? Sa, ci sono... Torna presto. Sì. A trovarci. No. Mostri di merda. Wow, Ramon, ci vorrebbe una bella disinfestazione. Bastardo.
Bello sto posto. Grandioso. Sono in due. No, sono morto.
Sono durati a far fuori sti qua però, eh. Ciao Francesco, benvenuto nella live. Grandioso. Sono in due. No, questo qui è il remake. Ma vai mai ora. Grazie, grazie. Grazie mille, allora. Grazie, grazie infinite. Mi dai un grande supporto così. Ma va mai ora. Preso. Preso. Motorstorm. Qual è che non mi ricordo? L'ho già sentito. Di Avatar. I colpi... Sì, ho i colpi infiniti, l'ho appena potenziata al massimo, guarda. Ma guarda, non ci vedono ma ci sentono da Dio. Per sbloccare quest'arma devi aver fatto in modalità professionale con grado di livello A, almeno. Sbloccarlo tranquillamente. Ma vai in maior. Ma guarda se si mettono in mezzo. Brutti bastardi. Stai su Resident Evil quale? Sempre il 4 allora. Oh, vediamo. Non so se ottengo grado A o me lo sblocca. Il livello del carrello mi frega molto. Il livello del carrello l'ho fatto, ma ci ho messo un'eternità anch'io. Dico la verità, l'ho fatto non so quante volte a livello massimo. Perché c'erano un paio di punti che morivo sempre. Io solo trovare il punto giusto, il momento giusto di sparare, perché c'è l'uomo con le motosega che ti frega praticamente, il Mr. Salvador, Dottor Salvador, che ti frega. Se non mi ricordo male, le prime due volte che lo trovi non ti fa niente, dopo più avanti che ti fa, che ti attacca, per capirsi. Resident Evil Requiem.
Penso proprio di sì, sai. Ho fatto tutte le saghe fino adesso. E tu lo prenderai. Ah, è quello. Bene, andiamo a prendere un po' di roba. È l'unicorno, vabbè. Ghost of Yotei, Azuma Eleven, il nuovo Mafia, beh quello lo porto anch'io. Il nuovo Mafia l'ho occhiato, ho fatto tutte quante le serie, ce l'ho qua a casa. Resident Evil 9, altri giochi, anche io la PS5, però sto trasmettendo da PS4. Eh... Al primo modello, no, io ho preso la Slim invece, mi trovo benissimo anche con quella. Beh, Ghost of Yotei non è proprio il mio genere, dico la verità. So che non è troppo tecnico per i miei gusti, allora preferisco altro. Sulla PS5 Slim ma sempre con lettore disco. Poi ho comprato anche Assassin's Creed Shadows. Sì, belli gli Assassin's Creed, ne ho fatti più di uno. Ne ho fatto più di uno, però alla fine sembrano un po' tutti uguali. O mi sbaglio? Allora vediamo. Qua bisogna andare dove? Non mi ricordo. Anzi, parli qui. No, dovrei averne almeno 10. No, no, è bello come gioco, niente da dire. Di quello del gioco un pochino sfocato. Mm. Eh, Ho tolto gli HDR. Adesso come lo vedi? Un atterraggio perfetto. Ma cosa? Forse un pochino meglio. Aspetta. Luminosità. Provo a togliere la profondità di campo. No. Tutti i giochi ci sono livelli. Eh, allora, anche nell'originale. No, nell'originale non c'erano le fogne, se non ricordo male. C'era una roba simile, ma... Aspetta che qui c'è sempre un simpaticone. Ma scusami una... No, è dall'altra parte che devo andare io.
Allora, i Resident Evil 3 hanno... Sì, hanno detto che lo mettono questa estate. L'originale, io li ho fatti ancora quando sono usciti per PS1, ce l'ho qui a casa. Anche il Resident Evil 2 hanno messo nel catalogo quello originale, ma non si sa neanche quello quando esce di preciso. Comunque questa estate sono molto molto belli, proprio i classici per capirci. Io ho il premium, quindi che è quello più grande se non ricordo male. Sì, speriamo perché ti dico la verità, meritano. Cioè, ah, eccolo qua. Sapevo che ce n'era uno che girava. Così mi voglio... il mitico, il zio Nemesis. Ah, esatto, proprio quello che grida Stars. Esatto. Comunque mi ricordo che lo facevo in circa 2 ore, me lo facevo tutto quanto, perché non è molto lungo il Resident Evil 3. Aspetta che mi confondo, perdi qua. No, sto facendo il giro. Perdi qua che devo andare io. Il prossimo. E devo andare, no, devo andare per di qua, io. Ho passato via l'entrata. Ogni volta mi confondo, qua sotto perché vedo da bestie. Il remake 3 mi ha fatto completamente schifo, il nuovo aspetto del Nemesis ed hanno sbagliato molte scene che non originali. Cioè, esatto, tipo la parte dell'orologio, ma hanno tolto quella che erano delle parti più belle tra l'altro. Beh, ti mangio. Hanno tolto la parte dell'orologio, sì, gli hanno modificato gli hanno modificato, come si dice, la faccia, era molto più bello l'originale, dico la verità. Allora, incastone a gemme, qui ci serve una per sorte. Mettiamo una blu e una gialla. Ecco, fatto il pezzo da 100.000. Sì, hanno tagliato, cioè il remake non sempre sono belle cose comunque, ti dico la verità. Perché il remake sì, sono belli, ma non sempre portano a livelli migliori certi, certi capolavori che hanno fatto. Eh, Tante volte lo fanno solo per soldi, cioè proprio lo fanno proprio perché devono farli, li hanno in progetto, ma sanno che qualcuno li compra prima o dopo. Io a Resident Evil 4 ho fatto ancora l'originale nel 2005 per PS2 quando è uscito, è stato un amore a prima vista praticamente. Non ne posso più. Qua c'è un tesoro da qualche parte, vediamo se... dov'è qua? Eccolo lì. Sapevo io che c'era.
Io stamattina ho avuto male e la pancia... Ah, mi dispiace. Stai meglio adesso? Ho nuova merce che potrebbe piacerti. Benvenuto. Ho delle novità per te. Fatto... Hai fatto bene, hai fatto bene. Allora, questo e questo lo vendo. Ah, ti pago un prezzo. Beh, un gioco da ragazzi. Mi raccomando, trattalo con cura, amico. Principe Vegeta, Torna addirittura. presto a trovarci. Gianluca Iacon. Allora, aspetta che qui c'è un personaggio alquanto discutibile. Bisogna andare qua. Ovvio, il mitragliatore mi dà roba per il mitragliatore. Una maledizione. Per i proiettili qua c'è un'erba. Questo l'hanno lasciato come l'originale. Allora, questo lo metto qua. E cazzarola, sono pieno però, E questo lo invio, non c'era quella del deposito all'epoca. Oh, bene, dai, mi faccio... Fatto bene, così tempo per farti gli affari tuoi a casa. Farti una partita con qualcosa. Aspetta, io adesso devo andare qui. Prendi questo. Quindi vuoi giocare a nascondino? Riso in bianco, sì. O riso all'olio, va benissimo. Ma dove sei? Dai, vieni fuori, bastardo, dai, vieni. Ti sei venuto fuori, qua. Pezzo di merda! Mi hai tolto le parole di bocca. Adesso mi mangio la trota qui. Il remake di GTA 4, ma non credo che...
Ma non sei ancora morto? Non credo che lo fanno perché per il semplice fatto che stanno puntando su GTA 6, cioè ha messo GTA 6 nella lista dei desideri, infatti. No, non so neanche se lo faccio. No, adesso sto giocando a modalità assistita, ma solo tanto per giocarci, diciamo. Oh, sei morto. Oh, era anche ora. Le mie condoglianze al tuo padrone. Ce le ho fatte tutte le modalità, vorrei tanto platinarlo, ma la vedo molto dura, eh. Mi mancherebbe solo da portarlo, cioè farlo tutto da zero alla massima difficoltà e un altro paio di cosucce. Non è che mi manchi tantissimo guardando bene. Allora, queste le scarto. Allora, questo intanto lo metto al deposito. Non so quanti ne ho, ma ne ho parecchi. E dopo dovrei, sì, meglio che mi curi, ah. Sì, mi dai proiettili di mitragliatrice, ma ho già la mitragliatrice a colpi infiniti. Insomma, bene. Primo mercante che trovo glieli vendo tutti. Risolto il problema. A parte di qui bisogna andare, sì. Come tutti i Resident Evil, cioè se usi le solite due armi ti danno munizioni solo per quello praticamente. È matematico. Cioè ho 120, 240 colpi più altri 45. Adesso se trovo un mercante. Vede che sono su PS4, c'è dei caricamenti che sono eterni. Ti senti meglio? Sì, pare che funzioni. Perché mi aiuti però? Cosa ci guadagni? Non essere diffidente. Ho detto che ti avrei aiutato, no? Ho un po' di novità. Benvenuto. Ho delle rarità da Allora, offrirti, straniero. Attacchi o preziosi non fa differenza. vendiamo le Spetta a munizioni. noi, però, decidere il prezzo. Beh, no, che questo tanto non ne faccio niente. 18 spray medici, cioè. Grazie. Benvenuto Dave. Non lasci nulla al caso, sei sempre pronto. Ho ancora degli... Vedi di non rimanerci secco. Ma vai, ma è ora, le ho appena vendute. Boh, bene. Super di qui. Non è facile per me fidarmi di uno che lavorava per l'Umbrella. Hai saputo, eh? La Umbrella è finita. Non devi più preoccuparti di loro. Non hai risposto alla mia domanda. Qual è il tuo scopo? Voglio solo sentirmi in pace con me stesso. Fare ammenda. Una roba simile. No, ragazzi, iscrivetevi al canale che è gratis. Allora.
male. Sì, so cosa devo fare, ma... Questi con la motosega non scherzano! Credimi, lo so! Che cazzo stai facendo? Ehi, cerchi di farmi fuori! No, ti sei solo messo in mezzo. Arrivano altri. Luis, togli. Conto su di te! Resta giù, ok? Ah, il giubbetto è andato in malora. Ah. Bastardi, vai. Vado meglio, semplicemente per comodità, non per altro. Oh, dai. Beh, il Nori... Questo qui l'ho comprato per PS4. Perché all'epoca non avevo ancora la PS5. Sì, ma... Sto scarseggiando di roba da curare. Questa mi è utile. No, no, beh, gira bene per quello. Non è che giri mai, anzi. Dinamite, Bel bottino, Già. Ma va in maior. Beh, visto che ci siamo, prendiamo anche il tesoro che è qui, dai. Ora che abbiamo tutto, andiamo a far esplodere tutto quanto. Ho anche il lanciamissili infinito, ho usato anche quello. Cioè, arrivi a questo punto senza farti tutte le altre file che ho fatto, arrivi qui, moli un colpo singolo, viene giù tutto quanto. Cioè, molto più veloce quando fai le speedrun. prossima volta, E adesso fra poco c'è la parte, quella col carrello. Sicuro di essere soltanto un ricercatore? Sono solo un tipo qualunque, anche se tutte le donne mi desiderano. Qui ci sono i famosi due giganti. L'armatura lo protegge, sono due!
Ecco, questo è andato. L'altro sarà più difficile. Vieni occupato il nostro amico per me. Dove pensi di andare? Ah, si è spostato. E adesso... Dov'è la... Sto cercando la dinamite, se la trovo. Ecco, andato anche questo, molto bene. Hanno solo 5, no, no, no. Qua. Possiamo passare da qui. Ho lasciato qualcos'altro in giro. Munizioni, pistola, qua. E anche bella granata, vabbè, ma non me ne faccio niente. Forza. Allora, Luis? Bene, ho aperto. Grazie mille. Bene, andiamo. Ce la siamo vista brutta. Hanno messo quei mostri di guardia anche qui sotto? Il sottosuolo è il loro luogo sacro. È qui che hanno scoperto le Plagas, custodite dentro antichi depositi di ambra. Mi sembra giusto. Allora, adesso intanto salviamo per sicurezza. Allora, andiamo avanti. Deposito. Vuoi davvero salire su questo coso?
Vedi forse altre soluzioni? Esatto, vedi altre soluzioni? No, non ce ne sono. Dacci una spinta, Sancho. Ah, io sarei Sancho? Sancho Panzo. Ecco, si muove. Con questo faremo molto prima. Lo stiamo facendo davvero. Ehi, andiamo di fretta, giusto? E comunque, Comunque cosa? reggiti forte. Stiamo deragliando! Inclinati! Merda! Fai qualcosa per quelle tavole! Oh yeah! Cambia binario! Altrimenti ci schiantiamo! Sono loro! Attento! Davanti! Spara alle tavole! Dovevi proprio essere così popolare? A sinistra! Avanti! Curviamo a destra! Allora, prima parte è fatta. Finito? Temo di no. Siamo soltanto all'inizio. E adesso c'è la seconda parte. Bene. Andiamo. Ah, un'altra volta. Dai, 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 dai. Dai che ce la facciamo. Ehi, lo senti anche tu quel rumore? Guarda chi arriva!
testa, stronzo! Bene, ti ho ammazzato. Merda, così si ribalta! Guarda! È qui che hanno riesumato gli insetti! Guarda! Beh, però ci è andata bene. Oh yeah, prendiamo la cosa. Grazie. Ci mancava questa. Possiamo arrivarci facendo il giro. Forza! Che rottura. Ah, lo sapevo. Stai allerta. Si mimetizzano bene. Sì, lo so, lo so, lo so. Uno è quello. Uno, due, tre li ho fatti, manca il quarto. Odio gli insetti. Pensaci tu anche per me, va bene? Che ne dici di aprire il fuoco anziché la bocca? Ehi, io sono la mente, tu il braccio. Che cazzo stai facendo? Conto su di te! Il prossimo? I zaffiri vanno sempre bene. Hai completato un... Wow, ce l'hai fatta, amico. Ho delle rarità da offrirti. Buona fortuna a te, straniero. Fai buon viaggio. Sono stremato. Meno male che la tecnologia ci assiste. Non ti capisco.
Perché rischi così la tua vita? Non ci conosci neanche. Te l'ho detto. Mi fa sentire meglio. Dimmi la verità per una volta. Los Illuminados. Lavoravo per loro. Ecco la verità. Aiutare voi due. Siamo? Quel culto la sta controllando? Questo non c'entra con loro. Sono un uomo libero. Ho fatto una scelta. Vabbè, guarda. 1, 2. Troppo lento. Maggiore! Ha perso la testa! Non sono mai stato così sano di me. Molto bene. Sei stato Non la passerai liscia, Krauser. Dai, andiamo su. Ho dei nuovi articoli, straniero. Non ti deluderò. Benvenuto. Ho delle rarità da offrirti, straniero. Ottimo istinto, straniero. Beh, vedi di non rimanerci secco. Ecco la torre dell'orologio. Resisti, Ashley. Merda.
Adesso sì che mi sento il benvenuto. Andiamo su. Un ascensore. Comodo. Fortunato nella cabeza. Voi non vi arrendete mai. L'ascensore! Dai, dai. Siamo arrivati in fondo. Piano, piano. Ahí está. Ho un po' di novità in vendita. Vieni a dare un'occhiata.
Benvenuto. Ho delle rarità da offrirti, straniero. I tuoi oggetti preziosi non serviranno a nulla nella tomba. Grazie. Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. Un gioco da ragazzi, come nuovo. Ci sono. Sbriga Bene. tutte le faccende in sospeso prima di andare da questa parte. Andiamo a far fuori il nostro amico Salazar. E così? Sei solo una comparsa del mio copione, signor Kennedy. Quindi non ti illudere troppo, la tua scena è già finita. Lasciami fuori dal tuo copione di merda. Beh, allora, perché non ci provi tu a scrivere un copione di successo con le tue azioni? Bene, morto. Vediamo se ho lasciato qualcosa in giro, ma non mi ricordo, non mi sembra. Polvere da sparo in giro invece. Ashley, non c'è tempo da perdere. Krauser, dove la stai portando? Bene. Perfetto. Almeno non devo nuotare.
Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like che mi supportate alla grande, eh. Cazzo! Datemi tregua. Merda, il giubbotto. Sul serio?
Un lanciarazzi? ¡Da cubierto! Si mette male. Ah, il giubbetto. Il prossimo. Brutto mostro di merda. È qui che tengono Ashley? Non posso entrare da qui. Devo trovare un altro modo. Peccato, peccato.
Allora, vediamo. Benvenuto. Ho delle rarità da offrirti, straniero. Come nuovo. Buona fortuna a te. Fai buon viaggio. Qui. Allora.
serio? Sovrascrizione scheda completata. Ashley. Ce la fai? Ovvio. Attenta. Bravissima. Sono una scassinatrice provetta. Ho un po' di novità in vendita. Vieni a dare un'occhiata. Benvenuto. Ho delle novità per te. Buona fortuna a te, straniero. I tuoi oggetti preziosi non si... Ah, ti pago un Fai buon viaggio. Wow. Ahí están. Voy a bañarme en vuestra...
Ashley. Va bene. Ok? Sto bene, grazie. Ah, ecco. No. Fuori. Ah, che puzza schifosa. Ce la fai? Sì, un tempo mi avrebbe uccisa. Ok, andiamo nello stesso momento. Sì, ok. Sta... Sì, alla grande. Che cazzo? Maledetto bastardo! Cristo! Adorabile! Non sei ferito, vero? No, sto bene. Mai stato meglio. Ok. Pensaci tu. Lascia fare a me, me la cavo bene.
Merda! Ashley! Tutto ok? Sì, sto bene. Grazie. Non c'è di che. Allora, Vedo che ti sei occupato di una richiesta. Ben fatto. Complimenti, straniero. Ho delle novità solo per te, amico. Mi raccomando, trattalo con cura, amico. Vedi di non rimanerci secco. Leon! Una palla da demolire.
Arriva! Scusa. Prendi questo! Datemi tregua. Se proprio volete prenderle, vi accontento subito. Mi hai visto? È stato incredibile! Hai trovato la tua vocazione. Parla per te. Andiamo a uccidere il mostriciattolo là. Ho nuova merce che potrebbe piacere. È il momento. Stai bene? Sì, alla grande. È una richiesta... complimenti, straniero. Ho delle novità solo per te, amico. Saggia scelta. Lo so, lo ripeto spesso. Abbiamo una... Torna presto a trovarci. Benvenuto. Buona fortuna a te. Fai buon viaggio. Straniero, rilassati e divertiti, amico.
I bersagli non restano in giro per sempre, ok? Non farti distrarre dai pesci più piccoli. Punta in alto. 3, 2, 1, via! Puoi farcela, Leon! Colpo grandioso! Grande! Sei un artista, amico! Doppio colpo! Ricarica! Incredibile! Oh, meraviglioso! È finita! Grande! Insomma, basta, mi fermo. Sembrava quasi di stare al Luna Park, mi ricorda quando ero piccola. Sì, ciao. Ho un po' di novità in vendita. Vieni a... dare uno.